13 giugno 2026, siamo a Misurina, sulla strada per le Tre Cime, e oggi noi partiamo da qui a piedi per arrivare lì su. Lago d'Antorno e sullo sfondo le mitiche Tre Cime di Lavaredo. Destinazione di oggi con giro delle Tre Cime, ma come avete visto partendo da Misurina. Sentiero 101, direzione Rifugio Auronzo, è il sentiero parallelo alla strada asfaltata, molto bello perché non sembra neanche di essere appunto appena sopra Misurina e a fianco alla strada che porta alle Tre Cime, quindi molto molto bello. Dopo circa un'ora di cammino, eccoci quasi al Rifugio Auronzo, da dove partirà il canonico Giro delle Tre Cime. Di Misurina, lì dietro il Sorapis, Popena, il gruppo del Cristallo, e qui davanti la spettacolare Croda Rossa da un pezzo, incredibile. E qui siamo al cospetto delle regine delle Dolomiti, le Tre Cime di Lavaredo. Questa sarebbe di fatto la cima Auronzo, tra l'altro, e qui il Rifugio Auronzo. Ed ecco inizia il giro ad anello attorno alle Tre Cime. Direzione Rifugio Lavaredo. Ed eccoci, Forcella Lavaredo. Ed eccoli le Tre Cime di Lavaredo. Rifugio Locatelli e di fronte le Tre Cime. Lì si vede il Monte Rudo e la Croda del Rondoi. Qui davanti le Cime di Sesto. Uno spettacolo, come sempre. E qui il Paterno, con la ferrata, tutta zona della Prima Guerra Mondiale.
tunnel, le gallerie del Sasso di Sesto, appena sopra il rifugio Locatelli, per le foto iconiche che si vedono in Instagram. Vediamo se riusciremo a replicarne qualcuna. Proprio una postazione tipica da merenderos. It's been a long week, trying to make ends meet. Going nowhere fast, I'm so tired of the same routine. No use in walking the line, let's push our cares away. That bottle's calling our name, and we ain't leaving till it's dry. We're about to get our minds right. Low lights settling in, the room is picking up. Feels like we're stepping in. Lasciamo il rifugio Locatelli sul sentiero attualmente 102 per poi deviare sul sentiero 105 che ci porterà al Col Forcellina e successivamente alla forcella del Col de Medo, e per concludere di fatto il giro ad anello sulle 3 cime. Giornata oggi spettacolare, veramente regalata, e ce la godiamo tutta. Eccoci sul sentiero 105 con i primi segni del Rienza, del fiume Rienza, del Rio Rienza, e lì davanti il sentiero che dobbiamo fare di risalita per concludere l'anello, e qui davanti lo spettacolo. We're about to get our minds right. Yeah, we can keep it going all night. Yeah, we're gonna drink until it's dry. Processione per la salita finale del Giro delle 3 Cime, la più sentita dalla gente. Sentiero 105. Let's drink until it's dry, Ed eccoci vicini alle sorgenti del Rienza, in corrispondenza della Langhalm. Lasciamo il Col Forcellina a conclusione quasi del giro ad anello, e adesso stiamo per raggiungere il Col de Medo, laggiù, l'ultima salita della giornata, per poi ridiscendere verso Misurina. Davanti a noi Cristallo e Pizpo Pena, il Monte Piana e il Monte Piano, la Croda Rossa da un pezzo e il picco di Vallandro. Non posso
dimenticare il mitico Monte Rudo o Rautkofel che abbiamo percorso anni fa, il Giro ad Anello, spettacolare. Lì è la postazione austriaca della Prima Guerra Mondiale che di fatto bombardava esattamente qui, sulle Tre Cime, postazione italiana. Ed eccoci Forcella Col de Medo, davanti a noi Misurina con il suo lago, il Sorapis, Cadin di Misurina e il Piz Popena e il gruppo del Cristallo. Super ventoso qui e lasciamo di fatto, concludiamo l'anello delle Tre Cime. Ed eccoci di ritorno dal Giro delle Tre Cime, prima volta per Enrico e Federico in queste zone. Abbiamo fatto una strada alternativa completamente free e senza bisogno del pedaggio, quindi parcheggio a Misurina gratuito, per poi raggiungere Rifugio Auronzo, Lavaredo, Forcella Lavaredo, Locatelli e ritorno per la Forcella Col de Medo. Bellissima avventura, stupendo tempo e come sempre le Tre Cime non deludono, grazie, non mi veniva la parola, grazie Enrico. Grazie Enrico, grazie Federico. Grazie Paolo. E alla prossima Ciao. avventura. Grazie Paolo, alla prossima.